Le famiglie si dissociano facendo un passo indietro e lasciando da soli i loro cari. La scelta dei due pentiti di Favara di collaborare e raccontare quanto sanno della loro vecchia vita di droga e traffici d'armi, di altre famiglie, discrezi, strategie, equilibri, pizzo, non è condivisa. E ci tengono a farlo sapere. Sono due casi a distanza di poco tempo, due lettere inviate per mail chiare alle redazioni giornalistiche. Ad essere abbandonati sono Giuseppe Quaranta, l'ex capomafia, nonché braccio destro del capomandamento Francesco Fragapane, e Mario Rizzo, colui che ha svelato i dettagli dell'agguato al ristoratore Empedoclino Saverio Sacco in Belgio, denunciando se stesso, il cognato Gerlando Russotto, anche lui di Favara, ma soprattutto Salvatore Prestia, cognato del boss di Porto Empedocle, Gerlandino Messina. Una mail a come emittente Gabriele 40, nessun oggetto, solo due righe di testo. La famiglia del collaboratore 40 Giuseppe, la moglie e i figli dichiarano di non voler condividere la sua scelta. Dopo aver provato tante volte a convincerlo a farlo ritrattare, hanno deciso di non voler più avere a che fare con lui. E così, dopo 7 mesi di silenzio, durante i quali peraltro Giuseppe Quaranta, nella sua collaborazione con la giustizia, ha parlato anche dell'altro figlio Calogero arrestato nella stessa operazione Montagna con l'accusa di aver preso parte al traffico di droga gestito dalla mafia, in parte accusandolo e in parte giustificandolo, i familiari prendono una posizione decisa e abbandonano l'ex boss. L'altra lettera è di Angela Russotto ed arriva per mezzo dell'avvocato Salvatore Cusumano, che rappresenta e assiste il fratello Gerlando Russotto. Lei, ormai ex fidanzata di Mario Rizzo, scrive: preso atto di quanto appreso dagli organi di stampa negli ultimi giorni circa la scelta di collaborare con la giustizia di Rizzo Mario, dichiaro di dissociarmi nettamente da tale scelta, non volendo aver più nessun tipo di rapporto con Rizzo Mario.